proiezione assoluta del cartone, l'abbiamo definito così, quasi animato, il mistero della città sommersa. È scritto e ideato da Denis Vianelli, realizzato a livello grafico. Mi sembrava che stesse partendo anche un applauso, quindi lo facciamo, anche se gli autori non amano, diciamo, essere applauditi generalmente e addirittura ancora prima, diciamo, della proiezione, però io credo per il lavoro che è stato svolto è un applauso che meritano veramente da parte di tutti noi con il cuore. Realizzato poi a livello grafico con la regia di Riccardo Boscolo Cegion, eccolo lì, alla nostra destra. La consulenza invece non so se è entrato, ma lo abbiamo visto proprio all'accoglienza, la consulenza di Mario Padoan. Facciamo un applauso più forte in maniera che lo possa sentire. Mario, questo è per te. All'autore preme sottolineare un particolare, che ciò che tra poco vedremo, Mauro, ciao, intanto buonasera anche a te, non è collegabile a nulla che possa riguardare delle finalità politiche, religiose o di altra natura. Abbiamo proprio trovato i termini che non possano urtare in nessuna maniera la suscettibilità di nessuno. Quello che tra poco vedremo è solo un'opera di fantasia, alcuni cenni storici, ma non parla, diciamo, assolutamente di persone esistenti. Ecco, sottolineo un particolare: i protagonisti reali, perché ce ne sono qua alcuni, figurano solo a titolo di amicizia. E da rimarcare poi la capacità, e qui torno naturalmente a chi ha fatto un lavoro grandissimo, la capacità degli animatori dell'immagine, perché sono stati capaci di superare veramente tutte le difficoltà. Riccardo Boscolo ha avuto un grandissimo lavoro da fare. C'è anche un aspetto emozionale, perché questo cartone quasi animato è dedicato a due grandi persone, a Gianni Voltolina e a Massimo Boscolo Pisto. Mauro, il microfono, stavo dicendo, il microfono ce l'hai, il gelato pure. Ecco, per quello che riguarda i brevi saluti iniziali, per motivi logistici non può salire sopra il palcoscenico l'autore Denis Vianelli, e allora in rappresentanza c'è proprio Mauro Boscolo Pisto. Ciao a tutti, io non aggiungo altro a quello che ha aggiunto Marco. È vero che Denis non può salire sul palco per motivi logistici, ma vi posso assicurare che non sarebbe comunque venuto sopra il palco. Vero, perché Denis è il regista, il papà di quello che stiamo vedendo, però lui non ama assolutamente parlare. E io con lui mi sono messo d'accordo un paio di birre più tardi e prendo io il posto suo. Io volevo solo dire che Denis non è nuovo a questo tipo di trovate positive. Lui ha scritto e ha ideato alcuni cartoon, fumetti ancora qualche anno fa. All'inizio di quest'anno, perché adesso noi ci troviamo qua, ce lo gusteremo, durerà un'ora e 20, un'ora e mezza, c'è un piccolo intervallo tra il primo e il 5 minuti di intervallo, quello è sicuro. E quando Denis all'inizio dell'anno me ne ha parlato, io ho detto vabbè, questa è una delle tante fantasie che ha Denis, sì, vedremo, faremo. Quando ho cominciato però a febbraio, marzo a capire che cosa c'era su questa cosa, io sono stato veramente affascinato e mi sono fatto coinvolgere, con me e tante altre persone che dopo riconoscerete nel quasi cartoon che andremo a proiettare. Le voci sono le nostre, non siamo alla mostra del cinema, perciò fateci venia un po' se alcune cose non sono come dovrebbero essere alla perfezione, ma vi posso garantire che le persone che ha nominato Marco ci hanno messo l'anima e il cuore. Ha degli obiettivi particolari questo. L'obiettivo, oltre a ricordare le persone che ha detto Marco, Massimo era mio fratello, è un motivo in più per cui io ho voluto essere qui per testimoniare proprio l'amore che Massimo aveva per il Milan, per il calcio e per il Borgo San Giovanni, la società che è stata un po' la capofila di questa cosa qua. Abbiamo degli obiettivi. Il primo, che è quella una promessa che ha fatto Denis, e io la ripeto perché lui mi ha autorizzato a farlo, che ci sarà il tentativo di farne un altro di questo tipo qua. E dopo, rivolto all'amministrazione comunale che è qui presente, che dopo verranno a portare il saluto, il nostro obiettivo, la nostra finalità è quella di regalarla all'amministrazione comunale
affinché, se lo riterrà opportuno l'assessore, il sindaco, chi vorrà decidere, che venga distribuita nelle scuole. Perché oltre alla partita di calcio, oltre alle altre cose, ci sono delle cose che fanno parte della nostra storia, della nostra cultura. Per esempio si parlerà delle tignue. E quando io mi sono accorto che si parlava delle tignue, io ho chiamato quel signore che è in prima fila, che è Piero Mescalchin, che è lui il papà delle tignue. E dobbiamo ringraziare Piero, che con la sua signora sono venuti da Padova appositamente per vedere queste cose. Finisco dicendo che ci saranno sicuramente a Marco delle persone che non avevamo, magari non ci siamo accorti, quelle mascherine che sono presenti, salutiamo tutti, ma un'iniziativa come questa è presente in gran stile l'amministrazione comunale e va ringraziata, e soprattutto i consiglieri regionali. Io credo che questo dà importanza e dà lustro e soprattutto un incoraggiamento a continuare su quello che abbiamo iniziato a fare. Comunque grazie a tutti. Grazie Mauro. Tu sei stato anche assessore allo sport, quindi ti ricorderai magari quello che è stato il tuo primo intervento, quell'emozione che avrai avuto nella prima uscita ufficiale. Ecco, questo probabilmente succede oggi a Daniele Tiozzo Brasiola, che è anche vice sindaco, e credo questo sia proprio il suo primo appuntamento pubblico dopo la nomina arrivata appunto nella giornata di ieri. Vice sindaco di Chioggia, eccolo che sta arrivando in nostra compagnia. Mauro, passaggio anche di consegna, anche se non sei stato l'ultimo ovviamente assessore allo sport, ma passaggio di consegna anche del microfono. Daniele, benvenuto, vice sindaco tra l'altro, anche ricordiamo, perché parli in rappresentanza anche del sindaco. Grazie Marco, buonasera a tutti e vi ringrazio per l'invito. E non vi nascondo che sono molto incuriosito da questa anteprima che ha ottenuto il patrocinio non solo del Comune ma anche della Regione Veneto, perché da quel che ho letto non si tratta solo di una storia di fantasia, ma ne recupera un po' le leggende, i luoghi e un po' le tradizioni, se vogliamo dire, anche di Chioggia, e quindi per la città di Chioggia senza alcun dubbio può essere solo che un motivo di vanto, e mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione, dagli autori a chi nell'amministrazione precedente ha portato avanti questa iniziativa e ha potuto permettere che oggi siamo qui a vederci questa anteprima. Grazie. Grazie Daniele, vice sindaco, che giustamente, come aveva anche sottolineato appunto da Mauro, ricorda che questa opera ha il patrocinio del Comune di Chioggia. Oltre a ringraziare l'Ufficio Cultura e la funzionaria che è presente, Daniela Ballarin, facciamo un applauso anche per Daniela, grazie. C'è anche Isabella Penzo, che ha ricoperto appunto il ruolo di assessore alla cultura durante il periodo di realizzazione dell'idea, oltre ad essere anche stata assessore allo sport, quindi facciamo un applauso anche ad Isabella, grazie. Patrocinio della Regione Veneto. Tra poco darà il saluto il consigliere regionale Marco Dolfin. Voi sapete che noi ne abbiamo 3 appunto esponenti chioggiotti in consiglio, c'è anche Erika Baldin, ma questa sera verranno insieme appunto sul nostro palcoscenico, abbiamo Marco Dolfin e Jonathan Montanariello. Ecco il nostro applauso per loro. E quello che sarà naturalmente anche il saluto prima di scaldare il motore della curiosità. Siamo tutti, appunto Mauro giustamente lo dicevi, molto curiosi, lo diceva anche Daniele, molto Io comunque l'ho già visto in anteprima, vi garantisco che veramente vale la pena di vedere. Hai avuto questo privilegio. Marco. Tanto grazie, buonasera a tutti. Portiamo insieme col collega Montanariello, vedo adesso è arrivata anche la collega Baldin, se vuoi venire anche tu su con noi. Portiamo comunque i saluti dell'intero Consiglio regionale, per noi è un onore essere qui sia in rappresentanza della Regione ma da concittadini, di poter essere, diciamo così, parte anche di questo contesto e ben curiosi poi del lavoro che è stato, diciamo, che ci verrà posto alla nostra attenzione. Ecco, abbiamo portato un piccolo omaggio che può essere appunto anche utile per prendere spunto, visto che è una rassegna appunto di piccoli libri, ma che danno la possibilità, visto considerato che hai già parlato Mauro della possibilità di che ci siano altre rassegne di questo,
prenderne anche spunto su questo. Fanno parte sempre della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra storia veneta, e dunque penso che sia anche questo un'occasione utile da poter Non vorrei fare come Maico Grazie. Bongiorno che diceva questo è il punto dove dobbiamo metterci, però venite al centro del palcoscenico che magari ci facciamo fare anche una foto e un applauso appunto ulteriore, perché non è facile avere i 3 esponenti Chiogiotti della regione tutti insieme, quindi anche questa credo sia una cosa molto molto carina, no Marco? Certo. Comunque, guarda, passo subito la parola anche per non essere proprio, visto che siamo in 3. Andiamo, via. Quando si dice che sport e cultura uniscono, ecco, quindi questo è l'esempio. Intanto è importante ed emozionante anche quando si va nella direzione di valorizzare un progetto che viene fatto da gente del proprio territorio, sul proprio territorio, con la cultura e con le tradizioni del nostro territorio. Quindi questa è una valenza importante anche e duplice nel nostro ruolo. Sicuramente, da come me ne hanno parlato, curioso di vederlo, è importante mettere insieme questi elementi di fantasia, questi elementi di cultura, questi elementi che si calano insieme in un contesto sportivo, quindi tutti i valori importanti della società, lo sport, lo stare insieme, la cultura, le tradizioni, e credo che sicuramente va premiato l'impegno, va premiata un'idea fantasiosa che riesce a mettersi in rete anche con quello che dopo è un pezzo della nostra città, ovvero le tradizioni. Lo stesso luogo in cui siamo ci parla di storia, di tradizioni, di cultura, e quindi il complimento va fatto a chi lo ha ideato, perché mettere insieme la fantasia con la cultura, con gli elementi di vita reale della tua comunità dove vivi, sicuramente non è facile. Quindi grazie anche per il lavoro che avete fatto, è un punto di orgoglio per tutta la regione avere questo tipo di iniziative che sicuramente meritano non solo di essere valorizzate, e la testimonianza anche del patrocinio della regione lo dimostra, ma meritano anche di andare avanti e essere anche incentivate, perché diventano un motore volano per quegli elementi e quelle caratteristiche positive della nostra città e della nostra quotidianità. Grazie. Grazie Jonathan. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io sono veramente orgogliosa di essere qui per questa proiezione e molto curiosa anche di vedere cosa si è fatto, il lavoro a cui si è lavorato fino ad oggi. Chiaramente la cultura è un settore veramente importante per tutto il nostro paese. Qualcuno dice che con la cultura non si mangia, ma la realtà dei fatti dimostra l'esatto contrario, ovvero €1 investito in cultura ne genera altri 4 in altri settori dell'economia. Quindi con questo non si può dire che la cultura sia un settore, diciamo, di secondo livello, ma anzi va valorizzato, come giustamente dicevano i miei colleghi. Tra l'altro vorrei ricordare che abbiamo davanti a noi un obiettivo particolare, molto prestigioso, che è quello della Città della Cultura 2024. Sapete che Chioggia ha dimostrato tutta la propria volontà di farne parte e di intervenire in questo settore, quindi cercando di arrivare a diventare la città italiana della cultura. Su questo obiettivo noi ci crediamo tanto, credo anche l'attuale amministrazione sia interessata a farne parte e a crederci, a spingere verso questo obiettivo. Chiaramente quella di oggi è un ulteriore tassello che va ad aggiungersi su questa strada, magari in salita, però come su tutte le cose bisogna crederci. Quando c'è la determinazione, la voglia di arrivare, credo si possano raggiungere anche risultati di primo acchito impensabili. Quindi questa è una grande opportunità che viene data a tutti i cittadini, a tutta la città, e bisogna coglierla a piene mani. Grazie. Grazie Erika, grazie Marco, grazie Jonathan. Tra l'altro, per quello che riguarda le cariche politiche, abbiamo visto l'arrivo anche di Beniamino Boscolo, probabile, sicuro, diciamo, prossimo Presidente del Consiglio, quindi lo salutiamo. Abbiamo la presenza anche del Presidente di Ascom, una presenza importante, quella di Alessandro D'Area, anche perché ricordiamo Gianni Voltolina è stato fiore all'occhiello, diciamo, della struttura, una persona seria, una persona che ha dato veramente tanto. Quindi io direi ancora insieme a Massimo facciamo un applauso a Gianni Voltolina. Grazie.
Prima mi raccomandava Mauro di non dimenticare assolutamente nessuno per quello che riguarda le presenze, allora ricordo il presidente regionale veneto della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti Beppi Ruzza, delegato provinciale da Dino Brusaferro, il clodiense dell'anno, componente staff della Nazionale Calcio Marco Scarpa, e quindi anche per Marco un grande applauso. Lo accomuniamo con il referente CONI Matteo da Perini e la rappresentante della Polizia di Stato Antonella Zennaro. Non siamo ancora pronti per iniziare perché Mauro, le più buone stanno in fondo, e quindi prima di cominciare con la visione di quello che è il cartone quasi animato, io so che c'è un protagonista che ci deve fare una sorpresa. Sto parlando di Pippo Zaccaria. È una sorpresa anche per lui, perché infatti mi stava guardando, come dire, gli avevo riferito che se mi tolgo il giubbetto mi devi chiamare, se invece non me lo tolgo mi devi lasciare tranquillo lì. E allora io ci ho provato ugualmente. Alessandro infatti ti ha raccomandato, vero, di stare attento, di fare in modo, e quindi io adesso voglio sentire cosa ci racconterà appunto Pippo Zaccaria. Io vi posso solo anticipare, visto che sta arrivando, io credo che lui abbia preparato, Mauro, una poesia proprio per questo avvenimento. Allora, buonasera a tutti. Da come mi ha presentato Marco, magari vi aspettate una delle mie solite bagatelle. E invece no. Invece no, quando Dennis mi ha chiesto di buttare giù 2 righe, l'ho fatto molto volentieri. Purtroppo in questo periodo ho scritto solo cose tristi, stando chiuso in casa con mia moglie non mi veniva tanto da ridere. Vabbè. Ciosa da sempre il mio pensiero, Ciosa che col caligo sconde ogni mistero. Tra le cale scure piene di grapie, storie de fantasmi e de stregonerie. Storie che si tramando ormai da anni, come la corte Tacheo, tacà dei Silisiani. Si diceva che le streghe facevano il giro tondo, mandando che maledizione a tutto il mondo. E in riva a Cale Scarpa, prima del ponte, della casa della strega, la gente ancora conte. Che la serva, mentre che aspettavi i paroni, un gatto la scaturia tra lampi e toni, perché parlando che sapeva presentare, e la impauria addosso al muro la viscià. Che non sentie tante de storie misteriose, e se ti le mensoni le vece butte fastidiose, perché se il fatto sia falso oppure sia vero, ti lo via sapere solo andando in cimitero. Grazie. Bravissimo Pippo. E allora io direi lo accompagniamo Mauro anche noi, magari se non ci blocchi il microfono mentre facciamo questo tragitto. Io chiedo anche a Tiziano Pippo Zaccaria, ma com'era Dennis Vianelli come portiere? Tu lo metteresti nella tua formazione ideale? Beh, Dennis, anche solo per la sua struttura, occupava tutta la porta. Ricordo ancora l'unica autorete che ha subito, gliel'ho fatta io. E a Portine la copriva naturalmente ancora di più. Possiamo cominciare? A tra poco.